Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Debutta oggi a livello nazionale il Super Green Pass che è applicato nella nostra regione già da una settimana. L'unica novità per il Friuli Venezia Giulia riguarda i ragazzini dai 12 anni in su che avranno l'obbligo di certificazione verde per salire sui mezzi pubblici e quindi dovranno sottoporsi a tampone ogni 2-3 giorni. E Federica è in pressing sul governo per chiedere di calmierare il costo dei test e anche una deroga al Green Pass sui mezzi pubblici per la fascia 12-18 anni. Già alle prese da una settimana con la zona gialla e con il Super Green Pass, il Friuli Venezia Giulia ad oggi sperimenta come unica novità l'obbligo di certificazione verde per salire a bordo dei mezzi pubblici. Che si tratti di autobus urbani ed extraurbani, di treni regionali a lunga percorrenza, dai 12 anni in su è necessario essere muniti di Green Pass base che si può ottenere con il tampone o Super in possesso solo di vaccinati e guariti dal Covid. Tra lavoratori e studenti sono in particolare questi ultimi ad essere maggiormente penalizzati, in particolare i ragazzini dai 12 anni in su non immunizzati, che per continuare a raggiungere la scuola con i mezzi pubblici dovranno sottoporsi a tamponi ogni 2 o 3 giorni. In qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, il governatore Massimiliano Fedriga ha chiesto a Roma di calmierare i prezzi dei test per le famiglie e di prevedere una deroga all'obbligo di Green Pass per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Quanto al debutto del Super Green Pass a livello nazionale, da oggi è obbligatorio non solo in Friuli Venezia Giulia ma in tutta Italia per mangiare all'interno dei ristoranti o consumare nei bar seduti al tavolo. Serve per andare al cinema e a teatro, allo stadio, nei palazzetti sportivi e in discoteca. È invece sufficiente il Green Pass base per visitare mostre e musei, per accedere alle biblioteche e appunto per utilizzare i mezzi di trasporto pubblici. Intanto, a livello nazionale, nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo record di Green Pass scaricati, 1,3 milioni tra quelli base e rafforzati. A spingere i download sono soprattutto le vaccinazioni. In particolare, secondo i dati del governo, sono stati 968.069 i Green Pass scaricati ieri per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli per il tampone, 5.369 per la guarigione dal Covid. Intanto i contagi in Italia continuano a crescere anche se l'indice RT risulta costante da 15 giorni. Sale anche il tasso di occupazione dei posti letto Covid nelle aree mediche, arrivati al 10%, con il picco che si registra proprio in Friuli Venezia Giulia, dove raggiunge il 23%, dietro a noi la Valle d'Aosta con il 21%. Nel frattempo emergono nei reparti ospedalieri del paese forme severe di Covid anche tra i bambini. È programmato per il 16 dicembre, anche nella nostra regione, l'avvio della campagna vaccinale per la fascia 5-11 anni. Venerdì 10 dicembre i lavoratori della scuola sciopereranno anche in Friuli Venezia Giulia per denunciare la scarsità di risorse previste sull'adeguamento dei contratti, l'assenza di fondi per la proroga degli organici Covid del personale ATA e per il potenziamento delle assunzioni e altre criticità legate sia al personale che alla gestione della pandemia. Contestualmente allo sciopero, le segreterie regionali dei sindacati che proclamano la protesta, vale a dire FLC, CGL, UIL, Scuola, RUA, Gilda, UNAMS e SNALS Consal, terranno una conferenza stampa alle 10:30 nella sede dell'Ipsia Cecconi a Udine. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione nelle scuole in regione, anche con riferimento all'obbligo vaccinale per il personale, al centro anche di un tavolo in programma giovedì tra i sindacati e gli assessori regionali all'istruzione, ai trasporti e alla salute. Va a fare visita al fratello della compagna nella sua casa di San Giorgio di Nogaro, lo trova morto sul divano. È successo ieri pomeriggio nella cittadina di San Giorgio, appunto, dove un uomo di 64 anni è morto a seguito di un malore. Sono stati inutili tentativi di rianimazione, decretato il decesso, la salma è stata affidata ai parenti. Ed è lutto a Montenars per la morte di Eugenio Panichelli, storico segretario comunale in diversi comuni del Friuli, in particolare nel periodo post-terremoto in Carnia, nella Val Canale e nel Gemonese. In pensione da diversi anni, Eugenio si è spento per un malore improvviso a 83 anni, poco dopo
aver pranzato insieme ai familiari. Come ricorda l'amico Maurizio Primus, Panichelli ha seguito passo passo tutto il cammino amministrativo burocratico della ricostruzione post-sisma. Era capace di rimanere dietro la scrivania anche fino alle 3 del mattino pur di portare a termine il suo puntiglioso lavoro, ricorda Primus, che aggiunge la sua conoscenza spaziava su quasi tutto lo scibile umano, dispensava il suo sapere con chiunque senza mai farlo pesare, una persona a modo e una mente d'altri tempi. Si è concluso con uno schianto a Basaldella di Campoformide, un inseguimento ad alta velocità scattato ieri sera a Udine nella zona di via Lumignacco quando il conducente di una Suzuki non si è fermato all'alt di una pattuglia della Polizia di Stato. Il conducente dell'auto in fuga, un 41enne di Udine già noto alle forze dell'ordine, è stato inseguito da 4 volanti e la corsa è terminata con un violento impatto tra un mezzo della polizia e l'auto guidata dal 41enne. Nessuno è rimasto ferito in modo grave, l'uomo alla guida è risultato positivo all'alcol test e dopo un accurato controllo del veicolo gli agenti hanno trovato 34 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello. A quel punto l'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza. Sono in corso accertamenti per identificare un complice, sul posto anche l'equipaggio di un'auto medica, rilievi e viabilità dei carabinieri di Udine. L'auto dell'uomo è stata posta sotto sequestro. Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine la voglia di normalità e di divertirsi in sicurezza vince. Grande il successo per l'esibizione della Cegedaccio Symphony Orchestra. Appuntamento da tripudio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con la Cegedaccio Symphony Orchestra Friuli e Venezia Giulia, formazione nata da un progetto di Renato Pontoni che con il figlio Luca l'hanno messa in pista nel 2018 contando su una trentina di musicisti diretti da Denis Feletto per dare eco alle più famose hit che hanno segnato la storia della musica dance degli anni 70 e 80, richiamando a Udine migliaia di appassionati da tutta la regione, dal Veneto e dalle vicine Austria e Slovenia. Dopo l'interruzione nel 2019 causa il coronavirus e ritorno in palcoscenico la scorsa estate all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro con Let the Music Play, lascia che la musica suoni, titolo dello spettacolo inserito fra gli eventi del Natale udinese. Al teatrone di spettatori ne sono arrivati più di 1000, parterre che visti i tempi della pandemia non si vedeva da tempo, calamitata dai successi che hanno fatto ballare diverse generazioni presentati dalla giornalista Martina Riva, dagli ABBA a Donna Summer, da John Paul Young a Gloria Gaynor e ai Queen, per concludere con l'immancabile All I Want for Christmas, con teatro in tripudio per i due front vocalist, Gianluca Amore, cantautore padovano agli esordi a Udine, definito dalla stampa di settore come una delle più belle voci soul del nuovo panorama musicale italiano, e Ginga, al secolo Claudia Scapolo, cantante di origini angolane cresciuta in Italia con voce potente e suggestiva che l'ha avvicinata al jazz, soul e canti gospel. Fra i commenti del patron dell'appuntamento Renato Pontoni spicca come il titolo Let the Music Play suoni quanto mai in questo periodo come monito, segnale ed augurio verso la ripartenza per tutte quelle attività come gli spettacoli dal vivo e le serate in discoteca che tanto hanno sofferto e continuano a soffrire perché limitate dalle restrizioni per il contenimento della pandemia. Lo dobbiamo al nostro pubblico, aggiunge Pontoni, che non ha mai smesso di sostenerci e sopportarci e che sogna ancora come noi un ritorno alla normalità in tempi brevi. Una mostra fotografica debutterà in anteprima a Palmanova venerdì prossimo, dedicata ai giochi di un tempo. La vita e la spensieratezza dei bambini prima che la televisione, la tecnologia e internet li isolassero. Questo è il focus della mostra fotografica che sarà presentata in anteprima venerdì 10 dicembre a Palmanova. L'esposizione curata dal fotografo palmarino Sergio Ioan si intitola C'era una volta, giochi, tradizioni e costumi di un tempo. 30 gli scatti ambientati nel primo dopoguerra e che tra documentazione, reperimento del materiale e preparazione dei costumi hanno richiesto oltre 2 anni di elaborazione.
Oggi i bambini sono molto più isolati rispetto a una volta, ha sottolineato Johan a Telefriuli. Basta osservarli per capire che stanno perdendo la grande opportunità di giocare tra loro, soprattutto all'aperto. Da questa analisi nasce l'idea del percorso espositivo, mostrare loro come si giocava ai nostri tempi prima che la tecnologia e la burocrazia impedissero loro di scendere in un giardino a giocare, lontano dallo sguardo dei propri genitori. Dopo alcuni mesi passati a documentarsi e a recuperare o ricostruire abiti e giochi degli anni 30 e 40, Johan ha iniziato una serie di incontri con i bambini della zona, ai quali alternava formazione e gioco ai flash della sua macchina fotografica. L'inaugurazione della mostra è fissata alle 18:30 nella loggia della Gran Guardia di Piazza Grande e vedrà la partecipazione in costume anche dei bambini che hanno partecipato al progetto. Si è chiusa a Tolmezzo con la premiazione dei corti a concorso e con una serata dedicata al base jumper Marco Milanese, la 3 giorni di cortomontagna, oltre 600 le adesioni da tutto il mondo, 5 i video premiati. 624 iscrizioni, 162 corti preselezionati, 41 i finalisti, 2 menzioni speciali, 3 vincitori a pari merito. Sono i numeri di Cortomontagna, il concorso di cortometraggio organizzato dall'ASCA in seno al premio letterario Leggi Montagna e con la preziosa collaborazione del direttore di fotografia di fama internazionale Dante Spinotti. Ieri pomeriggio a Tolmezzo le premiazioni che hanno visto, oltre a quelle vincitrici, 2 opere segnalate dalla giuria: Montagne dei Tre Confini di Raffaello Del Moro e Melting Landscapes Glaciers del regista e reporter spagnolo Pepe Molina Cruz. Il primo un estasiante e adrenalinico viaggio in aliante sulle montagne del Friuli e delle vicine Austria e Slovenia, il secondo un'allarmante testimonianza dello scioglimento dei ghiacciai, 7 minuti di potenti immagini tra Antartide, Groenlandia, Cile, Argentina e Islanda. A conquistare la giuria 3 opere, 2 ritratti e un corto di animazione. L'olandese Kevin van den Heuvel ha raccontato Aslanbek The Boy from Kyrgyzstan, un ragazzo che vive con la sua famiglia e fa il pastore e parla del suo futuro e di quello del suo paese. La polacca Joanna Polak ha portato gli spettatori in un mondo di lana con il suo Woolworld, che racconta il rapporto indissolubile tra l'uomo e il suo involucro più usato in montagna. Infine Ura di Matteo Pavan e Pietro Porro, la storia di Wafé Amer, giovane donna di origini egiziane che in Italia ha conosciuto la possibilità di fare sport e in particolare l'arrampicata, e che in un plot mai monotono si racconta tra sogni, difficoltà e conquiste. Tra poco l'appuntamento è con A Voi la Linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di giornata, arrivederci.